Stefano Pieretti, ADL Cobas. Allora, questa mattina presidio davanti alla sede di APS Bus Italia qua a Padova. Che cosa chiedete? La situazione non è ancora sbloccata dopo il cambio di gestione. Ma diciamo che più che non essere sbloccata è peggiorata, nel senso che in realtà noi ci siamo ritrovati con una situazione completamente diversa. È vero che sono stati mantenuti alcuni accordi che erano stati presi, ma è anche altrettanto vero che alcune organizzazioni sindacali, noi, l'SLS e USB, che rappresentano un terzo dei lavoratori presenti in azienda, sono state escluse dal tavolo della trattativa. Tavola trattativa che ha consentito a questa azienda di cominciare a tagliare sulle corse e di cominciare, diciamo, a modificare quelli che erano gli orari esistenti, e che secondo noi è il preludio per ulteriori tagli, visto che nel piano d'impresa di Bus Italia Veneto oggi è previsto un taglio di 1.400.000 chilometri. Fabio Scappin, Padova 2020, voi durante la campagna elettorale vi eravate fortemente opposti a quella che era appunto la fusione APS Bus Italia. Oggi vediamo i lavoratori fuori della sede, la situazione è andata via via deteriorandosi. Sì, noi già nel Consiglio Comunale scorso ci eravamo opposti alla fusione che voleva anche Rossi e eravamo riusciti a sventarla, io insieme ad altri consiglieri comunali, e ci siamo fortemente opposti come Padova 2020 a questa fusione e vediamo gli effetti che adesso questa fusione sta portando. Nulla è stato fatto rispetto al piano di ottimizzazione delle linee con la ex SITA e invece abbiamo avuto un peggioramento delle frequenze delle linee. Probabilmente a settembre si assisterà ad un aumento dei biglietti, quindi non ha portato nulla di buono, è stata una mossa politica che porta solo disagio e svantaggi ai cittadini. Prezzi più alti e meno corse, meno chilometri. Meno corse, meno chilometri è il modo per tagliare, per cercare di recuperare quel deficit su cui noi avevamo fatto delle proposte assieme agli autisti, assieme ai dipendenti, alternative per recuperarlo in maniera molto diversa, in maniera molto più valida per gli utenti. Questo è un modo assolutamente di taglio del servizio pubblico a favore di un'azienda che cerca solo il business a questo punto.